appuntamenti in agenda per sabato 23 settembre alle 8:30 al Grand Hotel Savoia in via Arsenale a Genova. Si parlerà di sicurezza energetica, le soluzioni geotermiche per la decarbonizzazione. A Vado Ligure alle 9 ci si ritroverà in piazza Clelia Corradini per San Giacomo del Giovo, facile tour nel bosco percorso da antichi pellegrini, soldati e mercanti. Escursione alla ricerca degli antichi segni dell'area del Monte Ramaceto. L'appuntamento è alle 9:30 al Passo di Romaggi. In occasione delle giornate europee del patrimonio, il Museo del Tesoro del complesso della Cattedrale Cappella Sistina di Savona sarà aperto per le visite guidate gratuite dalle 10 alle 12:30. Aperto per le visite anche il Mulino Rapria a Belpiano di Berzonasca. Per le visite guidate è necessario contattare il numero 347 0469 140. Nella sala polivalente di piazza Giovanni Paolo II a Levi alle 10 cerimonia di premiazione del concorso di poesia narrativa Città di Levi. Il centro di educazione ambientale del Parco dell'Aveto aderisce alla 31esima edizione di Puliamo il Mondo. L'appuntamento è alle 10 al Lago delle Lame a Rezzo Aglio. Paolo Rossi alle 10:15 nello spazio Zealandia Garden di Via Raggio a Chiavari presenterà il libro Le ombre tra i faggi. Alle 11:30 al promontorio dell'Arma a Taggia nell'Imperiese partirà l'archeopedalata per Sanremo, visita in bicicletta guidata da archeologi e architetti con tappa Villa Romana di Bussana, Villa Nobel, Pian di Nave e Villa Romana della Foce. Tipicamente Chiavari, mercatino agroalimentare organizzato da Confesercenti, torna in via Rivarola, una giornata all'insegna delle eccellenze enogastronomiche a chilometro zero. Dalle 10 alle 18 nell'impianto sportivo My Sport Village della Sciorba a Genova, giornata di festa sul tema La disabilità è negli occhi di chi guarda, possibilità di provare oltre 30 discipline sportive nel villaggio senza barriere. Ingresso promozionale per tutto il weekend al Musel di Largo Colombo a Sestri Levante dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, visite al Museo Archeologico della città. Apertura straordinaria del Museo Archeologico Nazionale di Chiavari dalle 14 alle 18. Alle 15 alle 16:30 ci sarà la visita guidata con l'archeologo. Rievocazione del viaggio di Elisabetta Farnese a Sestri Levante, alle 15 sfilata per le vie cittadine partendo dalla storica Villa Balbi e percorrendo il centro per raggiungere il Leudo sulla Baia delle Favole. Festa di fine estate a Borzonasca alle 15 in località Villetto, giochi, musica, karaoke e merenda. Presentazione del mini tennis al Palazzetto dello Sport. Ultimo fine settimana dell'Oktoberfest a Genova alle 16 weekend delle famiglie con animazione e iniziative per piccoli in Piazza della Vittoria. Genova ve le spiegate il titolo della mostra finale dell'Ocean Race attraverso gli obiettivi dei fotografi del dopolavoro ferroviario di Genova e di Chiavari. Alle 16:30 l'inaugurazione nell'atrio di Palazzo Tursi a Genova. Alle 16:30 l'auditorium di Largo Pessagno a Chiavari, Actum Clavari, presentazione dell'inventario informatico e della riproduzione digitale del Fondo Archivistico Notai di Chiavari. A Cervo, borgo di cultura sostenibile nell'Imperiese, ultimo appuntamento di Cervo in Blu d'Inchiostro. Alle 17 all'oratorio di Santa Caterina ci sarà l'incontro con Nicola Cinquetti, vincitore per la terna 7-10 anni del premio Campiello Junior. Nella sala Carlo Bo, al primo piano di Palazzo Fascia Sestri Levante, alle 17 Emanuele Mariotti illustrerà il santuario ritrovato, gli straordinari rinvenimenti delle indagini archeologiche a San Casciano Bagni. Interverranno Jacopo Tavolli e Ada Salvi. Allo spazio Casoni di Chiavari alle 17, tra sapere e memoria, un racconto per il bandolo a cura di Giorgio Getto Viarengo. Verrà illustrato il programma 2023-2024. Nella rassegna Rapallo Protagonisti si parlerà dell'Italia in Europa. Alle 18 al chiosco della musica Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, dialogherà con Roberto Arditti. Serata di beneficenza a Rapallo a sostegno dell'Associazione Nazionale Genitori di Persone con Spettro Autistico. Alle 19:30 pericena nei locali della parrocchia di Santa Maria e alle 21:30 spettacolo con Giulia Musso. 16ª Sagra del Pesta a Genova Pontedecimo nei locali della Polisportiva Soms La Fratellanza in via Isocorte, apertura degli stand alle 19:30, a seguire ballo liscio con Mocambo. Finale nazionale di Fantastico Festival, alle 20:45 l'appuntamento è al Teatro Comunale di Cicagna. Per il quarto Pianeta Festival alle 21 nello spazio 21 dell'ex ospedale psichiatrico, concerto per clavicembalo a cura di Ruggero Laganà.
Alle 21 nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Savona il soprano Gabriella Costa e il pianista Andrea Bacchetti si esibiranno in un concerto dedicato alla musica francese e americana del Novecento storico. Nel contesto delle giornate europee del patrimonio, alle 21:15 all'Oratorio dei Disciplinanti a Moneglia, concerto del duo Gardel, Gianluca Campi alla fisarmonica e Claudio Cozzani al pianoforte.